quel buon senso tra rigore e rispetto delle regole e vita normale per chi vive in una condizione di disabilità. Buon senso, umanità, equilibrio, elementi sempre più rarefatti che confermano il loro progressivo dissolversi in questa società intessuta su reti fatte da piccoli sgammetti, giochetti, sopraffazioni e violenze. La premessa ci serve per evidenziare quanto accaduto ieri a Favara al collega Salvatore Arancio, da tutti conosciuto e stimato per l'amore e l'attenzione che mette nella sua professione di giornalista, che vive con grande serenità la sua condizione di disabile su una sedia a rotelle, che si trovava a bordo campo e che è stato allontanato dall'arbitro semplicemente perché non era indistinta. Il giornalista era lì per lavoro, del resto, allo stadio di Favara, come accade nella maggior parte dei campi, esistono barriere architettoniche che non permettono a chi è in condizioni di disabilità di poter fruire di spazi adeguati. Dunque, la presenza a bordo campo di Salvatore Arancio era obbligata, nulla di abusivo, una necessità. Del resto, il fiscale rispetto delle regole è giusto che vada preteso, ma solo quando ci siano le condizioni che ne rendano possibile l'attuazione. Ripetiamo, nel caso specifico, la struttura sportiva non è attrezzata per accogliere i disabili. Ma l'arbitro non ha voluto ascoltare alcuna spiegazione. Il giornalista con la sua sedia a rotelle, semplicemente con tutta l'autorità determinata da un ruolo, lì non doveva stare. Un episodio che ha indignato l'intera categoria, che subito è intervenuta con note di solidarietà e protesta. Ma torniamo a quanto detto in apertura. C'è un problema culturale. Torniamo a battere su quel rispetto che indipendentemente da tutto si deve ai nostri simili. C'è un deficit di base, ci spiace dirlo, di scarsa attenzione educativa e formativa verso coloro che per svariate motivazioni si trovano a vivere in condizioni di svantaggio. Una leva sulla quale pretendere ci siano dei margini entro i quali ruoli, regole e obiettivi contemplino la prioritaria necessità di essere umani, oggi più che mai. Totò Arancio, siamo tutti con te.